informazione. Emergenza acqua alta senza fine a Venezia, anche oggi più di metà della città è stata allagata e le previsioni non sono buone neanche per domani. Nuovo forte appello di Monsignor Moraglia affinché si arrivi presto a decisioni concrete per il futuro della città, rilanciata la richiesta di uno statuto speciale per Venezia. Spero che il Mose funzioni, Brugnaro è un bravo amministratore, a dirlo il governatore Zaia durante l'incontro natalizio a Balbi. Presidio sindacale unitario dei lavoratori Conad Auchan questa mattina davanti al centro commerciale Porte di Mestre a Zelarino. I dipendenti chiedono risposte. Arrestata l'insegnante quarantenne che tempo fa aveva creato il panico alla nave De Vero, ha rubato e aggredito il direttore di un negozio. Siglato oggi l'accordo tra il sindaco di Chioggia e il presidente dell'autorità portuale Ferro, ora valuteremo lo spostamento del mercato ittico, accordi simili saranno presi anche a Venezia, Mira e Cavallino. Prima vittoria fuori casa per l'Umana Reyer in campionato, i ragazzi di Coccio De Raffaele espugnano il Palabigi di Reggio Emilia 85-104. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano l'emergenza acqua alta, un'emergenza senza fine per la città di Venezia. Anche oggi più di metà della città è stata allagata e le previsioni non sono buone, nemmeno per domani. Il picco è stato di 144 cm d'altezza sul medio mare alle 9:40 e ha allagato circa il 64% di Venezia. Nemmeno all'antivigilia di Natale l'acqua alta ha concesso tregua ad una città che mai come quest'anno ha visto la marea salire così tanto e così tante volte. Dopo l'incubo acqua alta di novembre in molti a Venezia avevano pensato che di questo fenomeno in città non si sarebbe più parlato per un bel po', invece anche questa mattina Venezia si è svegliata sott'acqua. Secondo il centro maree del comune, a memoria d'archivio non si era mai vista una cosa del genere. Dal 1872 ad oggi solo una volta c'erano state 2 acque alte superiori ai 140 centimetri in un anno. Tra novembre e dicembre 2019 invece ce ne sono già state 6 e la 7ª sarebbe pronta ad arrivare tra poche ore. Stamattina il negozio entra a 1,34, quindi il livello più o meno dove vediamo qui sotto 10 centimetri 15. Però fortunatamente non è salita così tanto da andare tante cose sotto, ecco, abbiamo salvato tutto quello che c'era da salvare. La Protezione Civile ha messo sul campo decine di volontari che hanno agito in sinergia con il centro operativo comunale della polizia locale. I veneziani comunque non si scompongono troppo. Oramai ci ha fatto l'abitudine al fatto che ce l'ha qua. L'acqua alta sì, così alta è molto alta, è molto frequente, quindi... E di Venezia? Sì. E così tanti giorni di acqua alta ne aveva mai visti? Tutti di fila così alta no. Il fatto che cresca e cali così rapidamente, cosa significa secondo lei? Secondo me è dovuto alla restrizione che ha subito, conoscendo un po' la laguna, la restrizione che hanno subito le bocche di porto, con la creazione di isole artificiali in Mezzaria, sul Mose, in San Nicolò del Lido. Siamo usciti proprio con l'acqua fino qua. Ah, addirittura? Sì, perché è vicino, dov'è Isaac, vicino a Rialto, era Santa Ponale, è più bassa la riva. E quindi vi è entrata l'acqua negli stivali? È entrata l'acqua negli stivali. La sensazione? Vabbè, appena poi trovi un posto un po' più alto, li svuoti e basta, vai avanti. A non andare avanti invece sono i turisti. Secondo gli albergatori, dopo l'allarme di novembre, le disdette hanno toccato il 45%. We were woken up this morning when we heard the alarm. La prende invece con filosofia questa coppia di belgi, stupiti della rapidità del fenomeno, certo, ma in fondo, dice lei, è bastato mettersi gli stivali. C'è il sole e Venezia è bella lo stesso. Certo, noi non abbiamo i problemi di Israele, ma sarà importante velocizzare il nostro sistema di allarme e di intervento usando il loro modello, ad esempio per le acque alte, perché il futuro è nella velocità. Solo se saremo rapidi potremo essere competitivi. Lo ha detto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, incontrando i portuali, ipotizzando un nuovo sistema per dare l'allarme in caso di acqua alta. L'attuale sistema, fatto su più toni a seconda dell'altezza dell'acqua prevista, secondo Brugnaro è poco percepito dai cittadini e non si sente nella terraferma veneziana. Quando è stato introdotto ha sostituito l'angosciante urlo delle sirene, che erano ancora quelle degli allarmi da bombardamento della Seconda Guerra Mondiale.
E se Venezia dovesse continuare a fare i conti con acque alte così frequenti, le conseguenze si farebbero sentire sotto diversi aspetti. Vediamo quali. Magari non arriva al record del 66, anche se il 12 novembre l'ha sfiorato. Resta però che nell'ultimo periodo l'acqua alta a Venezia sta diventando un fenomeno talmente costante, anche con misure fino a ieri ritenute eccezionali, da rendere lecito più di un quesito sul futuro della città. Non solo sulla sua salvaguardia, ma anche sulle conseguenze che, se venisse confermato questo stato di cose, si avrebbero sul suo tessuto economico e sociale. Tutti i piani terra non conteranno più dal punto di vista del valore immobiliare, ci sono dei negozi che hanno affitti, che hanno valori altissimi e quindi anche valori di compravendita altissimi, che ovviamente si abbasseranno perché più spesso entra l'acqua alta, naturalmente sarà una diminuzione del valore di quell'immobile. Con buona pace dei cambiamenti climatici, che sicuramente un po' di responsabilità ce l'avranno, e opinione diffusa e per certi versi assodata che troppo spesso nell'ultimo secolo si sia messo mano alla laguna in modo anche discutibile. All'orizzonte potrebbe profilarsi una sorta di resa dei conti. Si arriverà naturalmente ad uno scontro fra quelli che sono i lavoratori del porto, per i quali è importante scavare, far sì che la nostra laguna diventi un braccio di mare come lo è già di fatto. Dall'altra parte però ci sono i lavoratori del settore turistico che sono nella città, che sono nelle isole, a Murano, Burano, i quali evidentemente si trovano in difficoltà perché solo adesso dicono metà delle prenotazioni dell'anno precedente. Veneziano Doc, ex direttore di Union Camere Veneto, candidato sindaco alle ultime comunali, secondo Bellati una maggiore partecipazione al sì al referendum per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre avrebbe potuto cambiare le cose. E io credo anche che questa mancanza di politica, di senso civico, che è favorito dal grande comune unico che allontana gli amministratori, a questa situazione bisognava reagire. È colpa nostra, è colpa di noi veneziani se non abbiamo reagito e forse anche ci meritiamo questa situazione devastante, di disagio costante e continuo. Conferenza stampa di fine anno per il governatore del Veneto Zaia, autonomia pedemontana, sanità, tanti temi toccati dal governatore, anche diversi cenni a Venezia. E spero che si concluda questo Mose, che entri in funzione e cercheremo di capire se poi funzionerà. Questo non glielo so dire, non è un progetto nostro, non è un'idea nostra. Pensi che il progetto definitivo del 92, il progetto preliminare dell'89 e l'incarico dell'84. Io andavo alle superiori, primo anno delle superiori. Questo è l'augurio del presidente Zaia per Venezia, che ancora una volta questa mattina ha accolto i partecipanti all'incontro di fine anno a Palazzo Balbi con l'acqua alta. Zaia, che sulle elezioni comunali del prossimo anno spezza una lancia a favore del sindaco Brugnaro. Ma guarda, io ho un ottimo rapporto con Brugnaro e penso assolutamente che sia stato un bravo sindaco, appunto, mi fermo qui. Poi sa, la politica deve fare delle scelte ma non competono a me, io ho sempre fatto l'amministratore. Un governatore che ha messo la sanità come primo punto di quanto fatto nel 2019 e da fare nel 2020. 500 medici arriveranno nelle corsie degli ospedali, 320 nei pronto soccorso e 180 nelle geriatrie e medicine generali. La sanità è la vera sfida, investiamo ogni anno 70 milioni di euro in attrezzature diagnostiche di altissimo livello, cosa che un privato non riuscirebbe a fare perché non sono economicamente vantaggiose per un bilancio di un privato. Dall'altro la vera sfida è quella dei medici, i medici che mancano a livello nazionale sono 56.000 medici che mancano. E da noi ne mancano 1.300 di questi 56.000 e finalmente è passata la nostra linea a livello nazionale. Questo è uno dei punti toccati dal Presidente del Veneto nella sua conferenza di fine anno nella sede della Giunta regionale a Venezia. Sanità ma anche viabilità, con l'annuncio dell'apertura delle pedemontane il 31 dicembre 2020, con un occhio anche a quanto succederà in futuro per le concessioni autostradali. CAV è un'azienda pubblica che può benissimo gestire il pubblico, sta pensando alla dismissione di Autostrade per l'Italia? No, io sto pensando che abbiamo un soggetto che funziona, che fa reddito, fa utili, è un soggetto che ha esperienza ormai in infrastrutture autostradali e gestiamo il passante di Mestre, ma ciò non esclude che si possa gestire qualcos'altro, visto e considerato che se si modificasse la legge noi ci siamo ed è una società tutta pubblica. Poi è stata la volta del punto sull'autonomia del Veneto, con la conferma che se entro gennaio non arriveranno segnali da Roma si procederà con le leggi regionali e relativi ricorsi in Corte Costituzionale. Noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, poi saranno i cittadini a giudicare, no? Fortunatamente sono le elezioni e ognuno poi esprime la sua convinzione. Per ultimo Zaia ha ricordato i tanti giovani morti sulle strade annunciando degli eventi ad alto impatto emotivo, con lo scopo di sensibilizzare non solo i giovani contro la distrazione da telefonino al volante. E considerando che nel 2020 la
regione torna al voto. A proposito di elezioni, Zaia non vuol sentir parlare di campagna elettorale, glissando così. E lasciamo spazio a quelli che vogliono candidarsi. E su Venezia il suo futuro è arrivato oggi un accorato appello da parte del patriarca Moraglia. Avere il coraggio di scegliere. Il titolo dato quest'anno allo scambio di auguri natalizi, estrapolato proprio da una frase dell'omelia di Monsignor Moraglia alla messa celebrata con gli operai al petrolchimico di Marghera, già riassume il pensiero del patriarca sul momento della città di Venezia. Di riconoscere l'unicità di Venezia con una legge che in qualche modo non sia solo una legge legata a dei finanziamenti, ma a uno stile di vita, a una cultura. Una prima proposta c'è già. Io auspico anche che possa veramente Venezia diventare un centro di studi per il futuro, per la sostenibilità ambientale. A me sembra che ci siano le possibilità, le risorse. La città, secondo il patriarca Francesco, ha un ruolo cardine in questo progetto perché stimola certamente a pensare il futuro a partire da una grande città che è stata grande nel passato, che vuole essere ancora grande nel presente e nel futuro. L'incontro è stato anche l'occasione per riavvolgere il nastro dei ricordi sul 2019 che si sta concludendo. È un anno che non può prescindere dalla nottata del 12-13 novembre di un mese fa, in cui la città è stata ferita ed è stata soprattutto portata di fronte al mondo in quella sua bellezza fragile che ha un nome che è appunto quello di Venezia e che speriamo possa essere invece un punto di ripartenza di fronte a certe situazioni che si stanno trascinando ormai da decenni. Adesso la cronaca sindacale con il presidio unitario dei lavoratori Conad Auchan questa mattina davanti al centro commerciale Porte di Mestre a Zelarino. In Veneto abbiamo 1500 persone oggi occupate in questa grande vertenza, forse la garanzia sarà per 600 persone, siamo seriamente preoccupati perché dentro c'è anche, non solo ci sono i lavoratori di SMA e Auchan, ma ci sono anche i lavoratori che sono già passati nel gruppo Conad che sono a rischio, quindi siamo seriamente preoccupati che questa grande Margherita distribuzione che di fatto è una scatola vuota, alla fine non darà nessuna garanzia per chi resterà tra virgolette tra questi numeri. Alla fine ci stiamo rendendo conto e tocchiamo con mano che delle persone queste non hanno nessun interesse, anzi si stanno interessando ben ad altro, quindi noi faremo la nostra battaglia. Questa è un disastro sociale se non viene affrontato e la protezione va fatta fino all'ultima persona, tutti devono avere una garanzia. Presidio sindacale unitario dei lavoratori Conad Auchan davanti al centro commerciale Porte di Mestre di Zelarino, il più grande della regione. I dipendenti sostengono che Conad non avrebbe assunto alcun impegno sulla ricollocazione dei lavoratori in seguito all'acquisizione dei punti vendita Auchan. Noi chiediamo alle aziende, a Conad, di garantire questo posto di lavoro, ne hanno la possibilità, purtroppo fino adesso non ci hanno dato una risposta che avremmo voluto avere. A dare sostegno anche una delegazione delle guardie giurate. Nonostante le richieste di solidarietà ai consumatori, invece qualcuno ha deciso di entrare comunque. Non tutti capiscono l'importanza di dare un gesto di solidarietà. Siamo sotto Natale, pensavamo che un po' di solidarietà umana non facesse male. E invece riscontriamo che molto spesso le persone sono un pochino egoiste quando non si tocca la loro casa. Ecco, questa è la casa di 1800 persone, qua 270 persone. Chiediamo anche un aiuto da parte dei consumatori. E si rivolge direttamente al governo l'assessore comunale alla coesione sociale. Per l'ennesima volta anche oggi siamo qui fuori per chiedere al governo di battere un colpo perché non è possibile che si lasci gestire questa importante vertenza nazionale che coinvolge migliaia di lavoratori come solo un affare tra privati. Ci sono ricadute sociali importantissime, c'è un impegno del governo che deve essere mantenuto e c'è un tavolo ministeriale che deve essere fatto funzionare, perché non è possibile che ad oggi, dopo mesi di trattative, di discorsi, anche di brutte notizie, non arrivino delle certezze occupazionali e salariali per questi lavoratori. Girano tutte le informazioni più strane,
possibili e immaginabili, e fino adesso il Ministro allo Sviluppo Economico deve ancora battere fortemente un colpo. Abbiamo mandato una lettera oggi, anzi venerdì, al Ministro per lo Sviluppo Economico perché batta un colpo, risponda a Venezia, al Comune di Venezia oggi, che chiede insieme ai lavoratori garanzie e certezze per queste persone. E per noi adesso c'è la pubblicità. Servizi. Di nuovo in studio e andiamo a Chioggia, dove dopo anni viene fatto ordine sulle competenze del Comune e delle autorità di sistema portuali in alcune aree della città, grazie a un accordo che secondo il sindaco Ferro va a liberare un processo di espansione e di risposta agli investimenti nell'ottica di una ripresa dell'economia del territorio. Ferro ha anche evidenziato che è volontà dell'amministrazione di Chioggia valutare lo spostamento del mercato ittico in una sede più idonea di dove è attualmente. Concorda anche il presidente del porto, Pino Musolino. Ora lo attendono altri 3 accordi sulla falsariga di Chioggia con altre 3 amministrazioni comunali del veneziano: Venezia, Mira e Cavallino Treporti. Per la cronaca è stata arrestata l'insegnante quarantenne che tempo fa aveva creato il panico alla nave De Vero. Sentiamo cosa ha fatto questa volta. L'insegnante di sostegno quarantenne nella scuola primaria di Mirano, che mesi fa seminò il panico al centro commerciale Nave De Vero, è stata arrestata sabato sera dai carabinieri di Mirano per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva acquistato della merce a €1 di ballò pagandola regolarmente. Poi però è stata sorpresa dal direttore a prelevare alcune lampadine del valore di circa €40 e nasconderle nella borsa. Seguita e fermata alla richiesta di restituirle, ha abbandonato la borsa e colpito a calci e pugni l'uomo. Poi è fuggita su un'auto. Grazie alla descrizione della donna, già nota per episodi del genere, i carabinieri l'hanno raggiunta nella sua casa di Mirano. Le hanno detto di seguirli in caserma, ma lei ha opposto resistenza, costringendoli a immobilizzarla. È stata arrestata. Il direttore del negozio ha riportato lesioni al volto, zona oculare e labbro, con prognosi di 10 giorni. Il grande basket con la vittoria schiacciante dell'Umana Reyer fuori casa che ha battuto Reggio Emilia. Prima vittoria fuori casa per l'Umana Reyer in campionato, che arriva con una prestazione di grande solidità e che permette ai ragazzi di coach De Raffaele di espugnare il Palabigi di Reggio Emilia, portando a casa il risultato di 85-104. Uno squillo importante da parte della squadra, una vittoria cercata, voluta, desiderata da parte di tutti, col coinvolgimento di tutti, in una partita, devo dire, molto solida mentalmente, dove la squadra ha giocato con intelligenza e dove entrambe le squadre hanno fatto molto canestro. C'è stato molto desiderio da parte di tutti di portare a casa questa vittoria. Ho visto la squadra attenta, una vittoria che ci voleva perché è la nostra prima in trasferta, direi una vittoria limpida, importante, come avevo detto alla vigilia. Una vittoria prenatalizia che fa bene alla squadra, allo staff, ma soprattutto dà un messaggio. Dobbiamo continuare, però credo che sia una risposta da parte del gruppo consistente. E l'appuntamento con i vostri presepi ci riporta a Spinea, dove sono in esposizione decine di rappresentazioni della natività ad opera di artigiani e di semplici cittadini. Si parla di tante opere di artigianato in cui vengono messi in campo passioni dei nostri cittadini, con una condivisione, a una riflessione sul Natale, sulla famiglia, sulla natività e su questa rivisitazione della mangiatoia storica. E è bello avere una filiera fra i comuni, quindi non essere più strettamente legati a un unico territorio, ma ad essere un unicum dove le varie realtà si possono confrontare per creare quella reale inclusione emozionale anche.
E proprio per partecipare alla rubrica Il vostro presepe potete vedere in sovrimpressione i numeri e la mail a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o inviarci delle foto o dei video, contattateci e verremo noi da voi. Questa sera a 20:10 ospite in studio sarà Stefano Busolin. In prima serata invece a Ring con Ferdinando Avarino a partire dalle 21:15 ci sarà il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Dall'autonomia alla sanità, alla situazione politica, molti temi che verranno affrontati nel bilancio di fine anno del presidente del Veneto. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Bentrovati al meteo. Il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio, sarà una vigilia all'insegna del sole prevalente. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento con cielo poco nuvoloso, salvo per qualche foschia o nube bassa al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento, non sono attese piogge. Temperature minime tra -3 e 3 gradi, massime comprese invece tra 7 e 10 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tempo stabile, sarà soleggiato ovunque, salvo per innocui addensamenti sui settori costieri. Temperature minime tra 2 e 9 gradi, valori massimi tra 10 e 12 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui soleggiato su tutti i settori e non sono attese piogge. Temperature minime intorno a -2 gradi, massime sugli 8 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.